È venerdì 24 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. C'è la cronaca in apertura di oggi con un'operazione contro il narcotraffico, contro una organizzazione di Siracusa. 22 sono gli arresti che sono stati portati avanti dalla polizia, l'indagine coordinata dalla direzione antimafia, distrettuale antimafia di Catania. Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale di Catania sono riusciti a risalire al presunto autore dell'incidente stradale che ha investito Marco Nicotra, il ragazzo diciottenne, ora in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi Centro, dove lotta tra la vita e la morte a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. I vigili hanno trasmesso la notizia di reato alla Procura della Repubblica, che dovrà adesso fare le valutazioni di competenza. L'incidente è avvenuto sabato notte. Il giovane Marco usciva da via Raffineria di ritorno da una serata passata con gli amici e stava raggiungendo la macchina dove lo aspettava la mamma. Ma lì, nel parcheggio delle cimiere, non c'è mai arrivato. Il ragazzo è stato centrato in pieno sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada. Il conducente del veicolo, che sarebbe stato ora individuato, secondo le indagini dei vigili urbani, si era dato alla fuga, omettendo di soccorrere il povero Marco. Distrutti i genitori, il papà da domenica mattina vive praticamente all'ospedale e ora ha deciso di trasferirsi in un B&B vicino al Garibaldi per stare più vicino al figlio. Sappiamo se Marco si risveglierà o se ritornerà per come era prima. Questo è sicuro, perché comunque ha avuto un trauma cranico, 2 emorragie cerebrali, oltre alle varie contusioni e fratture sparse. Lo ha preso in pieno e lo ha schizzato in aria come se fosse un fazzolettino. E adesso andiamo da Emanuela. Il pezzo che abbiamo visto, il servizio che è andato in onda, non era quello per l'operazione, si riferiva all'operazione antimafia con gli arresti di Siracusa, che vedremo fra un attimo. Intanto dai giornali, dai quotidiani, Emanuela. Sì, andiamo a vedere la Sicilia di oggi, Angelo, dove troviamo questa notizia, appunto denunciato alla procura il pirata di Viale Africa. C'è una svolta dopo i vari appelli del padre di questo diciottenne che è stato travolto, ricordiamo, su questo tratto di strada che vediamo in questa foto nel capoluogo etneo. Ieri è stato operato d'urgenza. Il papà di Marco dice, commenta, non potrà provocare altro dolore. La notizia appunto di questa individuazione, identificazione del pirata della strada però è stata accolta con poco entusiasmo da Fabio Nicotra, appunto il papà di questo ragazzo. Sono stato avvertito dai giornalisti e non dalla polizia municipale. L'unica cosa positiva è che questo individuo almeno non sia più in giro e quindi non possa provocare altro dolore. Non auguro nemmeno a lui quello che sto provando in questo momento. Io mi sento già morto, quindi diciamo un'accoglienza tiepida di questa notizia da parte del papà, che in questo momento sta vivendo delle ore di apprensione per le condizioni di salute naturalmente del figlio. Grazie Emanuela, fra poco torneremo da te con altri approfondimenti dai quotidiani. Intanto torniamo alla notizia di apertura. Gli arresti effettuati dalla polizia a Siracusa, sono 22 le persone accusate di narcotraffico ma anche di associazione di tipo mafioso. Il servizio. Un blitz contro il narcotraffico è stato eseguito questa mattina dalla squadra mobile di Siracusa, che ha arrestato 22 persone. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catania. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti, come detto, di 22 persone. L'operazione è ancora in corso. I soggetti arrestati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, detenzione, porto illegale di armi da sparo con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e ricettazione. Ancora notizie, torniamo invece alla vicenda della esplosione, della fuga di gas e l'esplosione che c'è stata l'altro ieri sera in via Galermo. C'è stato un vertice in prefettura, l'azienda Policlinico ha deciso di garantire un rifornimento eccezionale di gas per il presidio ospedaliero. Il punto nel servizio.
L'Enel ci ha appena comunicato che attende il placet del Vigili del Fuoco, che se non è arrivato sta per arrivare mentre parliamo, e con questo documento riattiverà le 1059 utenze in tutta l'area che va da via Antonio Ottoso di Mare, quindi dalla circonvallazione a San Giovanni Galermo e sull'asse est-ovest da via Santa Sofia a Belsito. Questo significa che tutti i residenti in quest'area possono già tornare a casa da oggi pomeriggio, stasera, e avranno la luce a disposizione. Non avranno ancora il gas e non l'avranno per almeno 5-7 giorni, perché devono compiere delle verifiche approfondite, considerando che ovviamente la sicurezza viene prima della distribuzione del servizio. Proseguono i lavori per il ritorno alla normalità a San Giovanni Galermo dopo l'esplosione di martedì sera che ha causato il crollo di una palazzina e il ferimento di 14 persone. Riguarda quelli nelle case rosse, che abitano invece nell'area rossa, loro saranno ospitati in una struttura individuata dal Comune, e c'è la Regione Siciliana che dovrebbe fronteggiare l'esborso economico. Il prefetto di Catania loda l'impegno straordinario di tutte le forze in campo. È stato un evento tragico che però non ha comportato quegli eventi fatali che si potevano pensare per la gravità del fatto, e quindi c'è un impegno costante di tutti e cominciano già le prime riattivazioni dell'Enel. Per il gas bisogna ancora aspettare. Intanto l'azienda Policlinico di Catania ha disposto un rifornimento eccezionale di gas per il presidio Gaspare e Rodolico di via Santa Sofia per garantire il regolare proseguo delle attività sanitarie. E torniamo da Emanuela. Vediamo la Gazzetta del Sud, fuga di gas, rientrano a casa le 1000 persone evacuate. A Catania utenze elettriche attivate, sono 32 gli appartamenti nella zona rossa e 15 le famiglie ospitate negli alberghi. Decine di telefonate ai vigili del fuoco per segnalare adesso pericoli. Dicevamo, sono soltanto una ventina le utenze elettriche non ancora attivate tra le abitazioni in cui è possibile evenienza in cui si spera di superare già oggi, inutilizzabili e ovviamente senza energia elettrica invece ancora le abitazioni della zona rossa in cui risultano censiti 32 appartamenti, un'area individuata dal perimetro compreso tra via Gualandi, dove è avvenuta appunto l'esplosione, numeri dispari da 1 a 23, e via Carmelo Salanitro 2,4 e 1G, un'area interdetta che rimarrà ancora tale per un tempo indeterminabile. Vediamo anche la Sicilia di oggi: dopo l'esplosione resta la zona rossa, tornano a casa 1000 sfollati, Trentino la sicurezza prima di ogni cosa. E poi ci sono due testimonianze che oggi vengono raccontate appunto sulla Sicilia. Non dovevo essere lì, ma l'area andava isolata e poi mi ha investita un'onda rovente e forte, ho pensato che saremmo saltati in aria. Queste appunto due testimoni che raccontano questa esperienza drammatica al quotidiano La Sicilia. Grazie ancora Emanuela. Fra poco completeremo la rassegna stampa regionale. Intanto parliamo di innovazione digitale. La Sicilia è sempre più competitiva in Europa, se ne è discusso a Palermo anche alla presenza del Ministro delle Imprese Urso, formalizzato anche un accordo di cooperazione con la Libia sull'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è fare della Sicilia la piattaforma di una connettività che sarà di tipo industriale e tecnologico, importante e decisiva per l'Europa. Sono le parole del Ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso oggi a Palermo per l'evento Digital Connectivity and Mediterranean, un meeting che mette al centro la Sicilia per approfondire temi strategici quali la connettività digitale, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile nell'area del Mediterraneo. In questo meeting abbiamo posto Palermo e la Sicilia al centro della connettività tra l'Europa e il Sud, l'Africa, il Grande Medio Oriente, il Sud-Est asiatico, perché il traffico di informazioni dei dati passa da qui ed è fondamentale per lo sviluppo e anche per la sicurezza del nostro continente nei rapporti appunto attraverso il Mediterraneo con i continenti in via di sviluppo.
Sicilia, baricentro di sviluppo, come sottolinea il governatore Renato Schifani. È evidente che noi ci consideriamo al baricentro di uno sviluppo anche sulle varie tecnologie, siamo fortemente impegnati e determinati. Al convegno, che durerà sino a domani, sono presenti diversi rappresentanti dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, oltre ai principali soggetti pubblici e privati del settore delle comunicazioni. Torniamo ai giornali, Emanuela. Sì, partiamo da Repubblica Palermo, dalla prima pagina vediamo tutte le notizie di oggi, ancora la sanità in primo piano, lite sui medici in ufficio, Schifani, bloccate la riforma, il governatore contro la sua maggioranza, nuovo stop all'assunzione dei comandanti. E poi invece per quanto riguarda la politica siciliana, soprattutto il Partito Democratico, l'emissario di Schlein, basta con le risse nell'isola. Ancora altre notizie, condannato per estorsione a Palermo il patron dell'ippodromo, e ancora vediamo il progetto 2 hub in mezzo al verde, per quanto riguarda la favorita il piano del comune. Per quanto riguarda invece la mafia Messina Denaro, diffida all'editore, la figlia di Messina Denaro dice non pubblicate i diari di papà. E poi c'è un dibattito in corso, si parla del caso Mattarella, della morte di Piersanti Mattarella, il ruolo dei boss e della destra, il caso Mattarella che agita l'antimafia. Andiamo a vedere adesso qualche approfondimento, intanto in primo piano la sanità, i medici in assessorato, nuovo stop di Schifani, bloccate la riforma. Il Presidente chiede il ritiro del disegno di legge che assume i distaccati negli uffici. L'assessore Messina aveva dato via libera verso il rinvio del voto. E poi andiamo a vedere invece per quanto riguarda questa notizia di cronaca, infiltrazioni di mafia all'ippodromo, il patron Pinzauti condannato a 5 anni, estorsione aggravata dal metodo mafioso, questa è l'accusa, il GUP accoglie la ricostruzione dei PM. E sempre a proposito di mafia, c'è questo dibattito sulla morte di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della regione siciliana. Caso Mattarella, furono soltanto i boss, l'inchiesta appunto che divide l'antimafia. Ci sono degli interrogativi, appunto leggiamo il dibattito che si è aperto dopo la notizia di questa nuova inchiesta, ricordiamo, che ha portato all'identificazione dopo tantissimi anni dei 2 esecutori materiali appunto di questo agguato mafioso nel quale morì Piersanti Mattarella. Adesso ci si chiede se l'omicidio di Piersanti Mattarella fu soltanto legato alla mafia o fu anche altro, come sospettava il giudice Falcone, che mise sotto inchiesta i killer neri Fioravanti e Cavallini, che poi però vennero assolti sempre appunto per questo delitto. Questo l'articolo appunto oggi di Repubblica. Andiamo ancora a vedere invece per quanto riguarda la favorita, il progetto Un giardino al posto del campo Rom. Dopo 20 anni il piano di fattibilità varato dal team del comune indica zona per zona i possibili utilizzi di quest'area a verde. Un primo bando del comune prevede interventi tra Villa Niscemi, Palazzina Cinese e Viale Diana. E qui vediamo una veduta aerea appunto del parco della favorita dall'alto. Andiamo alla prima pagina della Sicilia di oggi, invece, con i termovalorizzatori in primo piano, quindi il tema dei rifiuti, pecunia, Olet, termovalorizzatori in Sicilia sono un affare per chi non li vuole, i signori cioè delle discariche, sgambetta la regione, ma soprattutto per chi li vorrebbe realizzare, dai colossi alle società fantasma. Oggi questa è l'apertura della Sicilia, ma vediamo anche altre notizie nel taglio alto, il modello Caivano a Catania, legalità e modernità
modello Caivano la sfida di Catania ma anche di Palermo, perché ricordiamo ci sono 2 quartieri siciliani, uno a Catania San Cristoforo e uno a Palermo Borgonuovo, che sono stati inseriti in questa lista del governo nazionale dove verrà applicato il cosiddetto modello Caivano, così salveremo i giovani. A Catania portatemi dalla mamma, oggi in tribunale il caso del figlio conteso dai genitori. Ad Agrigento si torna a parlare delle polemiche sulla bitumazione delle strade in fretta e furia per l'arrivo di Mattarella e quindi la grande inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Riemergono finalmente i tombini che erano stati asfaltati assieme alle strade dalla strada della beffa. Ecco cosa è successo, ce lo spiega oggi la Sicilia. Vediamo ancora altre notizie a proposito della regione. Incombe il caro bollette, più comunità energetiche in Sicilia sono solo 15 e poi scatta la stangata, più cari il gasolio e le sigarette. All'Ars nuovo cambio della guardia per quanto riguarda gli eletti nella lista Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, perché dopo Giuffrida, che già sostituiva un altro candidato decaduto perché era considerato ineleggibile, arriva Primavera. Primavera entra all'Ars, Giuffrida detronizzato. Il contenzioso sulla seggio, appunto Primavera aveva fatto ricorso e ha vinto, dimostrando che Giuffrida, anche lui, non era incompatibile per essere deputato appunto regionale. Andiamo a vedere all'interno il tema dei rifiuti, i veri nemici dei termovalorizzatori, le carte bollate che assediano Schifani, il pressing di chi non li vuole fare per favorire invece le discariche e di chi invece li vorrebbe fare in proprio. Quindi il tema dei rifiuti si dimostra ancora una volta un tema appetibile soprattutto per interessi, per i grossi interessi economici. Andiamo ad Agrigento, dove invece finalmente sono riemersi i tombini dopo la foto gaff degli operai con i metal detector, un'immagine che sicuramente resterà nella storia. Il Dipartimento Tecnico Regionale dice lavori urgenti per la sicurezza, richiesta del Comune il 14 gennaio, livello in via adesso di ripristino, ed ecco qui uno dei tombini che finalmente è stato riportato alla luce nella foto a destra. Andiamo a vedere anche la prima pagina della provincia di Catania. Dopo la fuga si ascolti mio figlio, le parole di una madre separata. Lo scorso dicembre il bambino di 10 anni era scappato da scuola. La donna ha presentato la ricusazione verso la Corte d'Appello, che non ha voluto sentire il ragazzino. Oggi l'udienza, quindi c'è questa storia in primo piano di un bambino conteso dai genitori. Poi per quanto riguarda la cronaca vediamo nel taglio basso: armato di coltello, la picchia in cella il convivente violento, un altro caso di violenza sulle donne. Il Giornale di Sicilia, vediamo la prima pagina, anche qui regione, il valzer dei dirigenti. Schifani che annuncia il ritiro del disegno di legge di riforma arenato all'Ars, che prevedeva la fascia unica dei vertici per i vertici del personale. In scadenza i contratti di una buona parte dei 18 super burocrati a capo dei dipartimenti. In giunta avviato un complesso piano di rotazioni, cambi e proroghe, e c'è oggi il toto nomi. E poi vediamo invece questo impianto eolico di Sciacca, impatto dannoso non al parco eolico, bocciato un maxi impianto nei pressi di Sciacca. Se abbiamo ancora qualche minuto vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, anche qui la stessa apertura, la giunta Schifani cambia i dirigenti, il governatore siciliano interviene sui dossier dei super burocrati, ma si va avanti invece con le vecchie regole, ritirato il disegno di legge che avrebbe rivoluzionato i criteri di nomina. Restiamo nel taglio centrale per vedere questa fotonotizia con la quale chiudiamo. Ponte sullo Stretto, flash mob a Strasburgo, la protesta degli europarlamentari di PD, 5 Stelle e AVS con questi cartelli dove c'è scritto no al ponte. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te per la rassegna stampa con le notizie dall'Italia.
dall'Italia e dall'estero. Adesso ci colleghiamo con la Pol Strada, il compartimento della Sicilia orientale. Siamo a Catania. Buongiorno all'assistente capo Salvatore Furnari. Buongiorno. Salutiamo dalla Polizia Stradale di Catania, il centro operativo compartimentale. Quali sono le notizie di questa mattina a livello di viabilità per quello che è la vostra competenza, chiaramente? Allora, nella giornata odierna sulla grande viabilità non si segnalano particolari criticità. Le uniche segnalazioni sono relative al traffico intenso che sta generando dei rallentamenti sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa tra Paesi Etnei e Misterbianco, sulla A18 di Ramazione in direzione di Catania Centro, sulla strada statale 121 tra Piano Tavola e Misterbianco. Per quanto riguarda le chiusure, rimane in atto la chiusura dello svincolo di Enna in A19 in ingresso e in uscita dalla carreggiata direzione Palermo. Per questo si consigliano gli svincoli antecedenti di Mulinello e Bittaino e successivo di Nera Caltanissetta. Si raccomanda nel weekend per chi è diretto nelle località montane di munirsi di catene o gomme da neve. La Polizia Stradale di Catania, avvalendosi anche di altre forze di polizia, coordinerà i presidi all'uopo istituiti sulle arterie che adducono ai versanti Etna Sud ed Etna Nord per un capillare controllo degli equipaggiamenti dei veicoli, impedendo all'accesso alle quote sommitali in caso di eccessiva affluenza e per ragioni di sicurezza, ovviamente. Concludiamo ricordando che il fine settimana è sempre atteso per rilassarsi e divertirsi e farlo in sicurezza deve essere la priorità. Ogni scelta che facciamo al volante può fare la differenza ed ognuno ha il potere e il dovere di ridurre il rischio di incidenti. Basti prestare attenzione e rispettare le regole. Guidate responsabilmente e godetevi il fine settimana. Grazie per la vostra attenzione, salutiamo e buona guida a tutti. Grazie allora all'assistente capo Salvatore Furnari della Pol Strada, compartimento Sicilia orientale. E l'appuntamento è con voi, con la Polizia Stradale per lunedì. Intanto buon weekend, buon lavoro, perché chiaramente nel fine settimana immagino ci sarà tanto lavoro anche per voi, soprattutto per voi, per garantire la nostra sicurezza sulle strade. Adesso andiamo a vedere qual è invece la viabilità, la situazione del traffico cittadino a Catania. Siamo sulla circonvallazione. Stamattina c'è molto rallentamento per quello che vediamo sulla circonvallazione di Catania in entrambe le direzioni, sia in direzione Ognina per intenderci, sia per andare verso il Policlinico e poi proseguire per Misterbianco. Dalla circonvallazione adesso siamo in via Vincenzo Giuffrida, qui anche notiamo come ci sia un traffico piuttosto sostenuto, con traffico sia in entrata che in uscita dalla città. Bene, allora dato lo sguardo anche alla viabilità, ci fermiamo, andiamo a fare una breve sosta, poi riprenderemo la lettura dei quotidiani, saranno quelli nazionali, con Emanuela Corsi. Della rassegna stampa, della lettura dei quotidiani nazionali. Emanuela. Partiamo dal Messaggero di oggi, dove ci sono tante notizie. Intanto vediamo in primo piano le parole di Trump, che ieri è intervenuto a Davos, dove era in corso il World Economic Forum. La sfida di Trump all'Europa: tasse giù a chi produce negli Stati Uniti. Trump dice no alle guerre, ma sta mettendo in atto una vera e propria guerra commerciale, soprattutto con il continente europeo. Il presidente a Davos: imposte al 15% ed energia a basso costo. L'Unione Europea ingiusta, avanti con i dazi. E poi mano tesa alla Cina e a Putin, dice Kiev è pronta all'accordo. Vediamoci, questo per quanto riguarda appunto il fronte della guerra in Europa, e ormai la chiara missione di Trump di mettere fine al
a questa guerra. Andiamo a vedere le altre notizie. La notizia di spalla di oggi sicuramente è il caso del generale libico che è stato arrestato perché su di lui era stato spiccato un mandato della Corte Penale Internazionale, ma è stato subito liberato e tra l'altro riportato in Libia con un volo di Stato. Quindi le polemiche, ieri Piantedosi è andato in aula, era un pericolo, ha detto il ministro Al-Masri, da Londra a Berlino a Bruxelles senza essere mai fermato. Ancora restiamo qui invece perché è stato arrestato un altro uomo, il magnate tirolese Benco, per il mega crack del gruppo Signa, indagato dalla DDA di Trento e in altri 3 paesi. Lo vediamo appunto in questa foto. Lo chiamavano il giovane Remida. E poi a proposito di foto vediamo questa bella ragazza che rappresenta un po' il riscatto. Lei è stata uno degli ostaggi, anzi una dei sopravvissuti del 7 ottobre, degli attacchi del 7 ottobre nei kibbutz israeliani da parte di Hamas, e adesso va all'Eurovision, il palco dopo l'orrore, la favola di Yuval Rafael, questo è il suo nome. Ancora vediamo il nucleare pulito, l'Italia affretta, arriva la legge, c'è una svolta per quanto riguarda appunto l'energia nucleare. Nel taglio basso ancora 2 notizie, follia ultra a Roma, caccia allo spagnolo, notte di violenze, asse tra i laziali e i tifosi di estrema destra del Malaga. Ancora le pensioni, la corsa a uscire a 70 anni, stretta della pubblica amministrazione sui requisiti, in pensione più tardi solo con voti alti. Andiamo a vedere il Corriere della Sera di oggi con l'apertura appunto dedicata a queste polemiche sul caso Al-Masri, scontro con la Corte dell'Aia che vuole spiegazioni dal governo italiano. Al-Masri in Europa da 15 giorni, perché non è stato fermato prima, però risponde l'Italia. Intanto Piantedosi al Senato, il libico espulso perché pericoloso, le opposizioni imbarazzante. Vediamo questa foto. Invece ci sono 2 donne a confronto, una è Ingrid Bergman, l'altra invece è Isabella Rossellini, la figlia che è stata candidata agli Oscar. Pensa a 72 anni, la prima candidatura all'Oscar per una parte di soli 6 minuti nel film Conclave. Prima volta per l'attrice, appunto, una nomination che è arrivata a tarda età. Lei ha detto tra l'altro: non mi chiamate la figlia di, perché comunque io ho fatto un mio percorso. Ricordiamo, figlia del celebre regista Rossellini, figlia di Ingrid Bergman, una grande attrice. Altre notizie: Trump che attacca il Green Deal, è un imbroglio, l'Europa ci tratta male, adesso pagherà i dazi. E poi Mosca chiede rispetto per Putin, Meloni il ponte con l'America. Il Salva Milano, primo processo sull'edilizia, in 8 finiscono a giudizio, inchieste per abusi e falso. Andiamo all'interno, andiamo a vedere questo caso che sta agitando il governo italiano, le opposizioni, ma dicevamo c'è anche la Corte dell'Aia che si muove, che chiede spiegazioni al nostro Paese sul caso Al-Masri, duello in Senato, rimpatriato, era pericoloso. Queste sono state le parole del Ministro dell'Interno Piantedosi ieri in Senato, le risposte di Piantedosi. Tajani che invece per quanto riguarda la Corte Penale Internazionale dice non è il verbo. Il titolare del Viminale: ho adottato un'espulsione per la sicurezza dello Stato. E poi dicevamo questo scontro che si è aperto tra Roma e l'Aia sulle procedure e sulle date, anche perché la Corte dice lo Stato italiano sapeva, non è vero che c'era questo vizio procedurale, insomma, perché in realtà loro erano informati della presenza di Al-Masri, lui ed soprattutto dell'arresto. Lui in Europa dal 6 gennaio, il mandato d'arresto trasmesso all'ambasciata italiana in Olanda. E poi le opposizioni naturalmente che chiedono spiegazioni al governo.
e chiedono, intanto dicono i ministri mentono e chiedono che Meloni vada a riferire in aula. Schlein, Palazzo Chigi è coinvolto, il Movimento 5 Stelle attacca e AVS invoca le dimissioni del ministro Nordio. In Libia l'ex ministro PD trovò un'intesa con le fazioni in lotta tra loro. Qui vediamo in queste foto, insomma, un po' i rapporti che ci sono sempre stati tra l'Italia e la Libia, dall'alto Silvio Berlusconi con Gheddafi nel 2002, la tenda del leader libico che proprio Berlusconi, allora era premier, fece costruire per ospitare appunto Gheddafi, era a Roma nel 2009, e poi vediamo anche il ministro del PD Minniti con il generale Haftar nel 2017, quindi Berlusconi e Gheddafi, poi Minniti con le tribù, le intese tra Roma e Tripoli, l'obiettivo di frenare le partenze dei migranti, quindi un rapporto appunto tra i due paesi che l'Italia ha voluto fortemente, soprattutto per il discorso immigrazione. E poi andiamo sempre all'interno del Corriere per vedere questa notizia di cronaca. Strage di bambine, 52 anni al killer. A Londra il giovane che appunto è stato condannato a 52 anni di carcere ha evitato l'ergastolo, all'epoca era minorenne, polemiche per i depistaggi del governo. Intanto vediamo, è anche molto inquietante la foto di questo ragazzo, il 18enne Axel Ruda Cubana, imputato per la strage di bambine che uccise a coltellate il 29 luglio scorso a Southport in Inghilterra. Qui vediamo le tre vittime, le tre piccole uccise di 9 anni, 6 e 7. Ecco, 52 anni appunto per questo ragazzino, era neanche maggiorenne quando è avvenuto questa follia omicida. E poi invece andiamo in Italia per parlare di un altro caso di cronaca che ancora lascia insomma un po' tutti esterrefatti, anche sconvolti, soprattutto i genitori di questa piccola. Parla la donna che ha compiuto il gesto, cioè che ha rapito la neonata. Ho rapito la neonata da sola, ma i PM hanno trovato delle prove contro il marito. La vicenda, ricordiamo, è avvenuta a Cosenza. Oggi ci sono gli interrogatori, i genitori della piccola intanto dicono ci stiamo riprendendo, e qui vediamo appunto i due coniugi, soprattutto lei, la donna che si è finta infermiera per rubare questa piccola appena nata in una clinica. Bene, grazie Emanuela. Adesso vediamo le previsioni meteo e subito dopo saremo in studio con il primo dei nostri ospiti. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Venerdì splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, da segnalare solo un po' più di variabilità nelle ore più fredde sulle pianure del nord, con possibili nubi basse e banchi di nebbia. Sulla Sicilia sole assoluto protagonista nella giornata di venerdì, con qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. I venti saranno deboli o regime di brezza lungo le zone costiere, con mari infatti calmi o poco mossi. Clima mite per il periodo, con valori infatti ben oltre le medie stagionali, punte che raggiungeranno anche i 20-21 gradi. Nel corso della giornata di sabato i cieli saranno sempre in prevalenza sereni sulla Sicilia, ancora con qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito senza conseguenze, ventilazione ancora debole, con mari infatti in prevalenza poco mossi e temperature massime senza particolari variazioni. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto al dottore Carmelo Gatto. Buongiorno. Buongiorno. Direttore provinciale dell'INCA, che è l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza della CGIL di Catania. Sì. Allora, stamattina parliamo di ISEE. L'ISEE 2025 perché al 31 di dicembre, come ogni anno, scade questo documento che è diciamo quasi indispensabile per un po' tutti nella vita di tutti i giorni, che poi è l'indicatore della situazione economica equivalente, un termine un pochettino complicato per capire che cosa ci può dire in termini semplici lei. Meglio noto come ISEE e basta, esatto, è più semplice. Sì, in questi giorni ovviamente c'è la corsa al rinnovo di questo strumento che negli anni risulta sempre più indispensabile per l'accesso a tutta una serie di prestazioni che il governo centrale, la Sicilia, i comuni, insomma le regioni in genere mettono a disposizione del cittadino. È uno strumento che fotografa quella che in qualche modo è la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare che accede o tenta di accedere a una determinata agevolazione, prestazione agevolata. Quest'anno ci sono delle novità rispetto agli altri anni? Quest'anno ci sono delle novità, anche se siamo un po' ancora in attesa, perché nella legge di bilancio del 2023 era prevista l'esclusione dall'ISEE dei BOT, dei titoli di Stato che fino a 50.000 euro che quindi non dovevano contribuire all'aumento del valore ISEE. In realtà per un anno non si è riusciti ad attuarlo. Il 14 gennaio appena passato è stato sottoscritto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che in realtà lo attua. Abbiamo qualche perplessità perché ancora deve essere registrato alla Corte dei Conti, dovrà uscire la circolare dell'INPS sulle norme attuative e quindi attualmente vengono presi in considerazione. Quello che accadrà fra qualche mese non ci è dato ancora esattamente saperlo. Il nostro timore è che, visto che nel periodo gennaio-marzo vengono fatti essenzialmente il 65% di tutti i milioni di ISEE durante l'anno, se l'INPS non andrà a ricalcolare d'ufficio queste certificazioni, la gente sarà costretta in qualche modo a richiedere il ricalcolo nel momento in cui sarà attuato. Allora, i tempi quali sono per essere nei termini corretti? Nei termini corretti è in base al tipo di prestazione per il quale poi l'ISEE viene in qualche modo emesso. Oggi la gente non vede l'ora di rinnovarlo perché ha il timore che gli si blocchi essenzialmente l'assegno unico universale per i figli minori o maggiorenni fino a 21 anni o disabili. In realtà per le mensilità di gennaio e febbraio viene preso in considerazione l'ISEE che è già scaduto al 31 dicembre, quindi continuerà l'erogazione a prescindere. Da marzo in poi, per coloro i quali non avranno rinnovato l'ISEE 2025, si vedranno accreditare l'importo minimo stabilito dalla legge. Se però questo ISEE viene fatto entro giugno, l'INPS provvederà a ricalcolare e dare gli arretrati a partire da marzo. Per coloro i quali invece lo faranno da luglio in poi, gli effetti del ricalcolo avverranno dal mese successivo. Come si fa a ottenere l'ISEE? Così magari, ormai tutti sanno come si fa, però... Sì. Ci sono diversi sistemi, si può andare dal patronato, si può fare da sé, ma la difficoltà concreta poi qual è? Ma la difficoltà ormai, diciamo che per coloro che si avvalgono dei CAF per l'aiuto alla compilazione della DSU, che ricordiamo è la dichiarazione sostitutiva che poi serve al rilascio dell'attestazione ISEE, essenzialmente quest'anno ad esempio si prende in considerazione quella che è la situazione al 2023, quindi la situazione reddituale, patrimoniale al 2023. Di conseguenza basta aggiornare quello che è le certificazioni relative al patrimonio mobiliare, quindi conti correnti, libretti, buoni fruttiferi e quant'altro posseduti nel corso del 2023 per poter aggiornare l'ISEE. I nostri uffici, i nostri sportelli sono assolutamente a disposizione. In questo mese ovviamente siamo oberati di persone che chiedono consulenza e assistenza alla compilazione. Ma esiste già comunque un'ISEE precompilata? Sì. E si trova sul sito dell'INPS, no? L'INPS mette a disposizione l'ISEE precompilato, ovviamente il cittadino dovrà accedere con un sistema di identificazione digitale, quindi SPID o carta
d'identità elettronica e in realtà attraverso l'Agenzia delle Entrate vengono inseriti tutti quelli che sono i dati reddituali e patrimoniali in possesso a conoscenza degli istituti. Ancora c'è qualche difficoltà perché non è esattamente spesso veritiera, bisogna modificarli in alcuni aspetti. Quindi bisogna intervenire, bisogna mettere... Non è immediato per come sembrerebbe, un clic abbiamo l'ISEE. E come dicevamo si può anche fare da sé, ma è consigliabile affidarsi ad un CAF, come diceva lei, perché magari il cittadino, il privato, può incorrere in degli errori, e quali sono le conseguenze di questi errori? Guardi, noi a prescindere inviare la DSU all'INPS per il rilascio dell'attestazione, noi offriamo un servizio di consulenza. Spesso leggere quei 4 numeri dall'ISEE precompilata sul portale dell'INPS non sono significativi, e ancora più spesso ci sono alcune operazioni che, se il cittadino medio non è a conoscenza, si limita a confermare i dati che sono presenti, spesso subendo degli errori. Uno di questi ad esempio è la mancata franchigia della casa d'abitazione. Generalmente non viene inserita la casa d'abitazione in quanto tale, quindi se ci si limita a confermare quella dichiarazione avrò un ISEE più alto. Il fatto di avere un ISEE più alto può o non consentirmi più di accedere a determinate prestazioni, o di vedermi importi ridotti rispetto a quelli che in realtà ne avrei diritto. Ma l'ISEE si fa soprattutto per quali prestazioni? Lei diceva prima l'assegno unico per i figli. L'assegno unico universale per i figi, ma c'è l'assegno di inclusione, il supporto formazione e lavoro, tutte le prestazioni legate ai bonus energia, luce e gas, l'accesso all'asilo nido, al trasporto scolastico, alla mensa. Ormai diciamo che l'ISEE viene preso in considerazione come strumento per l'accesso alla maggior parte di quei bonus o quelle prestazioni agevolate in favore dei nuclei familiari, che sono la riduzione delle rette universitarie, ad esempio per coloro i quali hanno figli all'università. Per quella che è la vostra esperienza, è un sistema, questo dell'ISEE, che rispecchia poi fedelmente, diciamo, la situazione economica del contribuente, oppure si potrebbero fare anche dei miglioramenti, si potrebbero fare diciamo, dei ritocchi anche a questo sistema? Ma diciamo che l'ISEE ordinario che redigiamo oggi nel 2025 tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale al 2023, quindi ai 2 anni precedenti. Spesso, a meno che abbiamo nuclei familiari la cui propensione lavorativa è stabile nel tempo, quindi non si discosta molto la situazione reddituale, più o meno è analogo alla situazione reale. In realtà ci sono casi in cui la situazione è totalmente diversa rispetto al 2023. Ora è vero che si può ricorrere per variazioni rilevanti dell'attività lavorativa o del patrimonio mobiliare a quella che è un ulteriore strumento, si chiama ISEE corrente, che tiene in considerazione invece la situazione dell'anno precedente, ma non tutti quanti possono accedere a questa tipologia di strumento. Di conseguenza chi rimane con l'ISEE ordinario spesso si vede una situazione a oggi risalente ai 2 anni precedenti. È una fotografia che probabilmente non rispecchia esattamente, in alcuni casi. È una fotografia traslata nel tempo. Ma la necessità da dove nasce diciamo, prendere come punto di riferimento i 2 anni precedenti? Cioè, è possibile poter quasi allineare in modo tale da rendere tutto quasi attuale? Diciamo un po' complicato, per il semplice discorso che la situazione reddituale ormai stabilizzata a conoscenza ad esempio dell'Agenzia delle Entrate è quella relativa al 2023, in quanto si cristallizza con la dichiarazione, quindi il 730, il modello redditi 2024, che in alcuni casi è possibile fare entro gennaio, in maniera tardiva, gennaio adesso 2025, quindi per avere l'istituto finanziario una situazione ormai oggettiva, necessariamente sono i redditi del 2023. Un'ultima domanda, quanti sono, diciamo, le compilazioni ISEE che voi in questo periodo concretamente ma guardi, ho visto i dati ieri che abbiamo fatto, noi
siamo oggi al 23, se non ricordo male. Oggi è il 24. 24, siamo al 24, abbiamo fatto circa in provincia di Catania 8.600. E se consideriamo le giornate lavorative da inizio anno a oggi, praticamente siamo intorno a una media di 500 attestazioni al giorno per i nostri uffici, che ovviamente non sono pochi. Noi in qualche modo facciamo di tutto per cercare di assistere quante più persone possibili, perché ci sentiamo il forte senso di responsabilità di consentire a un nucleo familiare di accedere o meno a una prestazione nei tempi corretti, e di conseguenza si lavora parecchio in questo periodo. Allora, si lavora parecchio, numeri importanti. Buon lavoro davvero, Grazie quello a voi. che fate. Ci fermiamo almeno per il momento, una breve sosta e poi parleremo d'altro. Rieccoci di nuovo insieme, è il momento di parlare di differenziata a Catania, differenziata che cresce, e allora ne parliamo con Benedetto Diana, buongiorno. Buongiorno a voi. Dello staff della direzione Ecocar. Ecocar è una delle aziende che si occupano sulla città di Catania della raccolta differenziata, del porta a porta, in una zona particolare della città, perché ogni zona ha una sua, diciamo, azienda che si occupa. Voi siete nella zona sud. Lotto Cos'è sud. la zona sud? Così la identifichiamo. Da via Fossa Creta, via Aquicella Porto, ad andare in giù verso il confine con la provincia di Siracusa. Allora, prima di avere il dato, che mi sembra molto confortante per quello che abbiamo capito, rispetto... Abbastanza confortante. Ci sono luci e ci sono ombre nella raccolta. Sì. Quali sono le luci e quali sono le ombre? Allora, alla luce della percentuale che abbiamo raggiunto, mi scusi il gioco di parole, ma insomma... Beh, possiamo dirlo, allora, qual è la percentuale? La percentuale nel Lotto Sud è prossima al 40%. Diciamo, abbiamo fatto dei mesi in cui siamo riusciti a raggiungere il 43%, mesi in cui abbiamo fatto il 41%. Il dato annuo del 2024 è 39,70 e qualcosa, quindi diciamo lo possiamo approssimare al 40%. Questo chiaramente in sé per sé può essere considerato una luce rispetto al passato della città di Catania, però è anche vero che abbastanza vicino a questo numero ci siamo arrivati non ieri ma già un paio d'anni fa di fatto. Una cosa che si è vista nel momento in cui tutti e tre i lotti della città sono partiti, sono stati avviati, sono stati messi a regime e quindi si è innescato il meccanismo del porta a porta a copertura del 100% del territorio catanese, nel giro di qualche mese più o meno si è arrivato alle percentuali odierne. Poi è ovvio che ci sono sempre delle fluttuazioni che magari a volte dipendono anche dalla disponibilità degli impianti o varie altre questioni che ci possono essere. Ma grosso modo siamo arrivati a questi numeri. Sbloccarsi da questi numeri risulta una cosa evidentemente un po' più complicata. Secondo me è un fatto indicativo, diciamo, la considerazione che in realtà non servirebbe tantissimo per guadagnare una discreta quantità di punti percentuali sulla raccolta differenziata. Successivo. Sì, perché allora io mi baso sempre sui dati nostri, ovviamente parlo solo del Lotto Sud, perché sono anche i numeri, insomma, che conosco, certo, per ovvie ragioni. Se noi consideriamo diciamo, il rifiuto nel suo insieme che noi raccogliamo, facciamo finta che non ci sia alcun tipo di separazione e mettiamo tutto quanto in un unico sacchetto, cosa che purtroppo sappiamo benissimo che molte persone fanno. Quindi l'indifferenziato. Sì, facciamo finta che la raccolta non sia una raccolta differenziata e invece sia una raccolta indifferenziata. Diciamo che da dati di letteratura, da tutto quello che vogliamo, da innumerevoli studi e analisi, è comprovato che, soprattutto nelle regioni del sud, circa il 35% di questo complessivo dovrebbe essere rappresentato dalla frazione organica, nello specifico all'umido domestico, sto dicendo. Okay. Ora, nel caso nostro, tutto l'insieme delle frazioni biodegradabili, che comprende l'umido domestico, i rifiuti dei mercati e gli sfalci di potatura, quindi ci sono delle aliquote in più che vanno aggiunte a questo numero di base, rappresenta circa il 10%, un po' di più, a volte è stato un po' più alto, a volte, insomma, ma siamo lì. E questa è una delle frazioni più pesanti in assoluto, quindi diciamo che già separare bene l'umido ci consentirebbe sul totale
di guadagnare almeno 10 punti percentuali sul complessivo della raccolta in maniera estremamente agile, senza bisogno di andare a cercare cose più particolari, più dettagliate, che anche per le persone magari possono essere un pochino più complicate. Allora cosa possiamo dire e consigliare alle persone, visto che questa frazione umido, come dice lei, fatta bene, ci consentirebbe di incrementare del 10%, almeno del 10%? Assolutamente sì, a mani basse direi. Il suggerimento è sempre lo stesso: separare correttamente, perché tutto quello che noi non separiamo correttamente finisce in una tipologia di rifiuto che di fatto è un indifferenziato, quando invece dovrebbe essere un residuale. Il principio è sempre lo stesso. Se noi facciamo la raccolta differenziata, significa che separiamo tutto quello che possiamo separare, quello che resta, che dovrebbe essere una parte appunto residua, dico proprio in termini sia di peso che di volume, quella è la parte che poi dovrebbe essere raccolta il venerdì mattina. In quel caso la percentuale non avrebbe difficoltà, dico in termini complessivi ovviamente, a raggiungere l'obiettivo di legge che è il 65%. Però appunto già basterebbe questa separazione diciamo, fatta buona del numero, anche perché il discorso qual è? È tutto quello che noi non mettiamo nelle frazioni differenziate lo andiamo a trovare appunto nell'indifferenziato, che di fatto alla fine diventa questo, e soprattutto le frazioni più pesanti come l'umido, che avendo un certo contenuto di acqua ovviamente pesa, e lo spostiamo da una parte all'altra e quindi incide percentualmente non poco. Quindi già questo sarebbe un grossissimo passo avanti. Adesso parliamo dei centri di raccolta, che sono delle aree dove i cittadini possono conferire e portare tanto, direi quasi tutto. Sì, quasi, perché ci sono alcune frazioni, tra cui giusto appunto l'umido domestico, che non possono essere conferiti ai CCR. La sigla è questa, giusto per condensare appunto centri comunali di raccolta. Diciamo non si possono portare appunto, non si può portare l'umido da cucina e non si possono portare neanche ovviamente i rifiuti indifferenziati. Poi chiaramente ci sono delle limitazioni anche per i rifiuti un po' più particolari, però si possono portare tantissime tipologie di rifiuto e soprattutto si possono portare sia quelle frazioni che vengono normalmente raccolte anche dalle, diciamo, col porta a porta, quindi la carta, il vetro, imballaggi sto dicendo ovviamente, ma si possono portare anche diverse tipologie che invece possono essere intercettate anche dal ritiro domiciliare, la classica chiamata al numero verde per il ritiro ingombranti, e quindi si possono portare i rifiuti delle apparecchiature elettroniche e via discorrendo, compresi anche quelli piccoli che col ritiro ingombranti invece non vengono intercettati. E poi si possono portare altre tipologie come rifiuti da costruzione e demolizione, gli oli da cucina, cioè, diciamo la lista è abbastanza lunga. Diciamo bisogna... Come si fa? Quando io voglio smaltire un ingombrante, c'è un numero di telefono a cui bisogna rivolgersi, se si vuole che venga raccolto, altrimenti si porta nell'area. La differenza importante, questo diciamo ormai tendenzialmente i cittadini lo sanno, perché il primo centro di raccolta, ricordiamo, la catena è stato aperto nel 2012, quindi insomma ormai c'è un certo percorso che è stato fatto. Un po' di esperienza. Sì, è vero anche che poi nel 2013 è stato aperto il secondo, poi in realtà quasi tutti gli altri sono stati aperti negli ultimi mesi, quindi c'è stata una crescita esponenziale. Allo stato attuale ne manca ancora uno che tra l'altro riguarda proprio il Lotto Sud, però adesso diciamo che la città è anche servita in maniera anche abbastanza puntuale tutto sommato, cioè, mentre prima c'era solo Viale Tirreno e Picanello e quindi c'era tutta una zona della città che era scoperta insomma. Adesso ci sono tutte queste invece aree, per cui... c'è il nostro Viale Biagio Pecorino che serve soprattutto Librino, c'è Via Cairoli, c'è quello di Iasini, quindi insomma diciamo la copertura è decisamente aumentata. La differenza importante tra il chiedere il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti, perché tra l'altro appunto questo è un servizio che si applica solo ad alcune tipologie di rifiuto, quelle che si possono portare ai CCR sono molte di più. La differenza importante, dicevo, è la possibilità di avere uno sgravio sulla tassa dei rifiuti, uno sgravio anche diciamo importante. Non al 100% come qualcuno, ogni tanto qualche utente capita che chieda, dice ma io ho portato un sacco di roba ma come mai ho pagato lo stesso, senza entrare in tecnicismi inutili, ma il concetto è la tassa sui rifiuti ha una parte fissa e una parte variabile. Sulla parte fissa non si può fare nulla, cioè quella si paga e basta. Sulla parte variabile invece è possibile appunto questa detrazione ed è uno sgravio anche piuttosto consistente, perché
Intanto, siccome questo è un discorso che riguarda unicamente una scelta che fa il Comune, perché poi è l'ente che effettivamente incamera la tassa, il fatto importante è che non in tutti i centri di raccolta degli altri comuni del mondo, diciamo quantomeno dell'Italia, necessariamente viene dato un corrispettivo per il rifiuto che si porta, mentre invece a Catania sì. E un'altra cosa importante che il Comune, secondo me, giustamente ha fatto per invogliare i cittadini è quella di dare questo sgravio per qualsiasi tipologia di rifiuto che venga conferita al CCR, mentre invece più tipicamente questo sgravio viene dato solo a fronte del conferimento di alcune frazioni che sono tipicamente gli imballaggi che diciamo, finiscono nella filiera dei consorzi CONAI, per i quali i comuni hanno un corrispettivo, mi riferisco agli imballaggi in cartone, agli imballaggi in plastica, imballaggi in metallo. Quindi in questo senso i cittadini sono favoriti non poco a Catania. Allora, quello che possiamo dire è confermare ancora una volta stamattina che bisogna fare di più sul fronte della raccolta differenziale. Si è fatto, ma si deve ancora proseguire. Sì, e molto dipende, direi quasi purtroppo, da quello che fanno i cittadini. Noi, l'avevo detto anche in un'altra occasione, noi interveniamo per raccogliere quello che i cittadini conferiscono, quindi è chiaro che se la separazione iniziale a casa non viene fatta nella maniera corretta, noi dopo non abbiamo proprio materialmente modo di intervenire. Diciamo che in questo senso i centri di raccolta danno una mano perché, essendo un rifiuto che viene conferito con modalità diverse, c'è sempre un operatore che guarda, che verifica, che dice no guardi questo no, questo va da quest'altra parte. La qualità del materiale conferito sicuramente è molto più elevata, si evita che ci siano cose che non ci devono essere. Però non è che la differenziata la possiamo fare solo con i CCR, quelli aiutano, diciamo quello di Librino ha dato una spinta consistente anche nel meccanismo della differenziata dell'8 Sud, però non si fa solo, cioè, il grosso deve stare da un'altra parte. Quelle che sono certo. Diciamo, le regole quotidiane sì, per, diciamo, per la raccolta differenziata. Grazie sì. allora per essere stato con noi al dottore Benedetto Diana, che è dello staff della direzione proprio di Ecocar, che si occupa della differenziata, della raccolta differenziata nell'8 Sud, nella città di Catania. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. E adesso ci dobbiamo fermare, tra poco parleremo di spettacoli, ma restate insieme a noi. Rieccoci a Buongiorno Sicilia, con piacere torno di nuovo ad ospitare Giovanni Anfuso. Buongiorno Giovanni. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, stamattina parliamo di A torto o a ragione, che da questa sera al Teatro Stabile di Catania andrà in scena e lo farà ci sarà sino al 2 di febbraio, quindi chiuda la vigilia dell'inizio dei festeggiamenti, diciamo quelli chiude i festeggiamenti a Gatini. È uno spettacolo, prima dicevamo, insomma, chi ha torto, chi ha ragione, chi più, chi meno si sente di avere ragione, magari chi ha torto non lo dice o non lo fa capire apertamente. Questo è uno spettacolo di Ronald Harwood, che è ha avuto un trascorso piuttosto complicato, no? nella sua epoca, perché ha vissuto sotto il Führer, diciamo così. No? Allora, il testo è di Ronald Harwood, grande autore, pluripremiato, eccetera. Racconta della singolare esperienza di Wilhelm Furtwängler, grande direttore d'orchestra, che ha avuto il massimo del successo ai noi durante il periodo nazista. Furtwängler è accusato di aver suonato, chissà se è vero, io non voglio spoilerare nulla per il nostro pubblico, è accusato di aver suonato al compleanno del Führer. Al di là del fatto che questo sia vero o no. E questo il pubblico lo scoprirà strada facendo in quest'atto unico di 1 ora e 45 minuti circa. Al di là che sia vero o no, quanto
è lecito, Io li è odiavo. legittimo. Lo so che ora dicono Abbiamo tutti l'audio, così, stiamo guardi sentendo bene. anche l'audio nel frattempo. Ecco l'audio Adesso del vediamo le nostro. Queste immagini. sono le immagini della prova generale di ieri sera. Sì, e dicevo, al di là di tutto, quanto è legittimo il rapporto fra arte e politica, il nazismo in qualche modo ha condizionato lo sviluppo artistico della Germania nel periodo che va dal 1900 orientativamente dagli anni 30, 33, 34 fino alla fine della seconda guerra mondiale. Ha condizionato lo sviluppo artistico e gli artisti in qualche modo sono stati costretti a confrontarsi con l'evento nazismo. Tutti gli artisti ebrei sono stati cacciati, sono stati costretti ad abbandonare la Germania, eccetera. La riflessione che Ronald Harwood oggi pone, e la riflessione è particolarmente importante, ecco qui Liliana Randi, Luigi Nicotra, Simone Toni, Roberta Catanese sono 4 dei 6 interpreti dello spettacolo, insieme a Stefano Santospago e insieme a Giampiero Cicciò. Li abbiamo citati tutti. Li abbiamo citati tutti. La riflessione che Ronald Harwood apre è questa, quanto l'arte e gli artisti possano e debbano essere indipendenti rispetto al mondo politico, rispetto alla questo politica. Diciamo che è una querel che è andata avanti, non dico negli anni, ma nei secoli. Ma no? fino a stamattina possiamo ben dire. E un'altra domanda che Furtwängler pone, Ronald Harwood la fa porre a Furtwängler, è l'arte. L'arte serve a salvare il mondo? L'arte può consegnare degli uomini migliori, dei contesti sociali e politici migliori? Sono delle domande che ci fanno riflettere e che oggi, alla luce della situazione storica, che non è peggiore o migliore di altri, ogni volta parliamo del nostro contesto storico, il contesto storico attuale non è peggiore o migliore di altri contesti, è un contesto difficile, come difficili sono le relazioni fra gli uomini e i popoli, ma l'arte nella nostra società ha una funzione, quale? Può lasciare questo mondo migliore di come lo ha trovato? Sono un paio di domande che stamattina non è che riusciamo, però certamente l'arte è cultura e quindi aiuta e ci ha sempre dato una mano, così come i libri, anche diciamo lo spettacolo, il teatro, il cinema. Raccontano pagine di storia. Harwood parla di arte, pittura, scultura, letteratura, cinema, c'è l'arte, c'è il bello, la cultura del bello, l'educazione all'emozione. Può consegnare un mondo più giusto, più sano, più libero? E questa è la domanda che Ronald Harwood pone. Certo, prende a pretesto un contesto particolarmente difficile, particolarmente violento, ecco. Allora, la domanda che ti chiedo adesso, questa è una produzione del Teatro Stabile, ma non solo del Teatro Stabile. Nel frattempo abbiamo un'interferenza, se possiamo spegnere, perché abbiamo qualche problema in questo momento. Qui siamo in 3 a coprodurre questo spettacolo. Siamo il Teatro Stabile di Catania, che è il capofila, il Teatro Argentina, la Fondazione Teatro Argentina, Teatro Stabile Nazionale di Roma, e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Quindi insomma c'è l'unione fa la forza, oppure è stato necessario per altri motivi? No, allora è sempre necessario mettersi insieme, ma io direi che è anche giusto ed è anche bello se riusciamo a creare un asse dei teatri siciliani, se Catania, Messina e Palermo, io dirigo Messina da meno di un anno, se Catania, Messina e Palermo riusciranno finalmente a sedersi attorno ad un tavolo, a parlare, a progettare, a programmare insieme sotto la benedizione
della regione, è evidente. Io credo che questo non potrà che far bene ai territori. Io guardo anche con molte aspettative anche al Teatro di Siracusa, anche al Teatro di Caltanissetta. Insomma, noi abbiamo una ricchezza che non possiamo non mettere a frutto. Squadra. Non possiamo non mettere a frutto, anche perché ormai la storia ci ha insegnato che da soli non è che si vada granché lontano. Voi il 30 di gennaio incontrerete il pubblico. Sì. È un modo, non dico nuovo, però è un modo per essere ancora più vicini a chi viene a teatro e comunque ha la possibilità di conoscere, lo spettacolo lo vede, ma conosce le emozioni, le sensazioni, la partecipazione anche di chi poi va in scena. È un rapporto diretto. L'incontro col pubblico io trovo che sia necessario. Oggi troviamo un pubblico sempre più colto, sempre più scafato, sempre più esigente. Un pubblico che non vuole conoscere solamente ciò che accade quando si apre il sipario, ma che vuole capire il perché di ciò che avviene quando il sipario è chiuso, cioè il perché delle scelte, il perché di una scenografia, il perché di certi costumi, il perché di certe musiche, che cosa sovrintende alle scelte che orientano e determinano uno spettacolo da una parte anziché da un'altra. Io credo che questo sia molto bello, avere un dialogo che indaghi le motivazioni di una messa in scena. Penso che faccia bene al pubblico e faccia bene a tutta la squadra che l'ha messo in scena. La condivisione delle motivazioni risulta necessaria. Ci tengo anche a dire che lo spettacolo nasce appunto a Catania, dove resteremo fino al 2 di febbraio. Poi saremo a Roma, al Teatro India, che è una delle sale gestite dall'Argentina, dall'11 al 16 di febbraio, e chiuderemo il 21, 22 e 23 febbraio al Teatro di Messina, e in tutte e tre le sedi incontreremo il pubblico, proprio perché vi è una rinnovata curiosità e un rinnovato modo di intendere l'universo teatrale. Allora, rinnoviamo l'appuntamento intanto per stasera? A ore 20:45 Teatro Verga debutta A torto o a ragione, e mai titolo fu più profetico, perché rispetto ai danni della guerra, rispetto a tutto ciò che il nazismo ha lasciato, bisogna stabilire se chi è rimasto in Germania tentando di lottare lo avesse fatto a torto o a ragione, e questo sarà il pubblico a stabilirlo. Vi aspettiamo. Lo scopriranno? Io penso di sì, penso che il pubblico sarà chiamato a dare un giudizio. Vi aspettiamo alle 20:45 con Stefano Santospago, Simone Toni, Giampiero Cicciò, Liliana Randi, Luigi Nicotra, Roberto Catanese. A torto o a ragione. Giovanni Anfuso che fa la regia. Il colpevole della regia sono io, abbiate pietà. Grazie Giovanni Anfuso per essere Grazie. stato con noi questa mattina. In bocca al lupo. Crepi. Ci fermiamo adesso, vediamo le pillole di Almanacco e poi torniamo di nuovo insieme. Oggi 24 gennaio si celebra la Giornata internazionale dell'educazione. Questa ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sottolineare il ruolo cruciale dell'istruzione degli insegnanti nella crescita delle giovani generazioni. Senza un'istruzione di qualità ed equa, i paesi non riusciranno a raggiungere l'uguaglianza di genere né a rompere il ciclo di povertà che sta lasciando indietro milioni di bambini, giovani e adulti. Lo Stato deve quindi impegnarsi a combattere il complesso e drammatico fenomeno della dispersione scolastica per eliminare ogni tipo di emarginazione e microcriminalità. Sapete cosa sono gli assistenti digitali? Sono sistemi che usano algoritmi di riconoscimento vocale per capire gli ordini e le domande dell'utente. Possono trasmettere le richieste via internet o, per esempio, aprire un'applicazione di intrattenimento o accedere a servizi di informazioni. Ma lo sapete che per sembrare più umani, alcuni assistenti digitali sono programmati per inserire pause nelle frasi? Vediamo cosa ci riservano le stelle per il fine settimana.
Buongiorno ai 12, oggi una ridanciana luna in Sagittario riesce a compiere degli aspetti molto potenti nello zodiaco, ma non solo. Tutto il resto del planetario comunica con un reticolato di affetti che sembra voler avvenire il bellicoso Marte. Ariete, per quanto Marte sia ancora in opposizione a Mercurio, tutta una serie di pianeti gioca a rabbonirlo e a renderlo un pochino più gestibile, per cui oggi vi basterà semplicemente mostrare la vostra potenza per non essere contraddetti. Oggi è una giornata in cui il carisma sarà la nota dominante. Toro, la giornata di oggi prevede la chiusura dell'opposizione della Luna nei vostri gradi. L'umore in mattinata potrebbe essere ancora poco felice, in giornata invece risale di molto rendendovi più gestibili. Oggi invece Mercurio è dalla vostra parte, con Urano arriverà il consiglio giusto. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede l'inizio dell'opposizione della Luna, quindi è l'umore a cui dovrete stare un po' più attenti. Sole e Plutone però stabilizzano la vostra volontà, mentre ancora Venere trova che il partner sia ancora un po' distante. Cancro, la giornata di oggi è tutto un gioco planetario che serve a imbrigliare il vostro Marte in delle dinamiche un pochino più fluide e gestibili. Proprio la bella Venere tenterà con un trigono di metterlo più a suo agio, un po' meno polemici e un po' più disposti al compromesso in amore. Leone, la giornata di oggi prevede una carezza della Luna assolutamente felice, un toccasana per voi, migliore il vostro umore e decisamente risale la vostra volontà di fare meglio e bene. Ottima intesa con il partner. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna di quadratura, quindi siete là nei confronti di un nuovo sentimento a capire quanto può essere più o meno affidabile. Cercate di rilassarvi e di non essere troppo puntigliosi o troppo pedissequi nel valutare le persone che avete accanto, siate un pochino più fenomenologici. Bilancia, la giornata di oggi prevede una Venere iperattiva che tenta di imbrigliare il suo Marte in una maniera un pochino più piacevole. Tornano le passioni, torna la seduzione e anche una vostra punta di ironia nelle cose. Oggi un buon accordo potrebbe farvi svoltare la giornata. Scorpione, la luna oggi abbandona i vostri gradi rendendo il cielo un pochino più sereno. È una luna che parla di piccoli introiti, di prospettive lavorative buone, mentre invece Venere tenderà molto a rinsaldare un sentimento nuovo che è nato nel vostro cuore. Sagittario, giornata oggi particolarmente interessante, la luna arriverà nei vostri gradi e oggi già nel pomeriggio sentirete la voglia di essere più attivi, di essere più socievoli, di organizzare una bella serata con amici, passione, un nottetempo. Capricorno, giornata oggi che prevede l'opposizione di Marte un pochino più smorzata da tutti i giochi planetari che sono dalla vostra parte, in particolare Venere e Saturno, ma anche Sole e Plutone collaborano perché voi possiate concludere la settimana in una maniera proficua e soddisfacente. In serata giochi seduttivi e affettivi assolutamente molto interessanti. Acquario, a proposito di seduttività, per adesso siete re dello zodiaco da questo punto di vista, ma non solo. Oggi potreste incontrare una persona che non vedevate da tempo e sorprendervi perché potrebbe darvi un nuovo spunto, una nuova idea su cui lavorare. Il vostro lavoro oggi è particolarmente apprezzato e potreste concludere la settimana in una maniera molto soddisfacente, portando a casa degli ottimi risultati. Pesci, giornata oggi che prevede l'inizio della quadratura della Luna, ma niente che vi possa spaventare proprio perché Saturno, Venere e Nettuno formano dei reticolati di aspetti veramente molto interessanti che riusciranno a farvi stare molto bene. E allora abbiamo scoperto cosa raccontano e cosa ci riservano le stelle per questo fine settimana. Adesso vediamo quali sono gli appuntamenti più importanti del weekend nella nostra regione. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Sicilia Cabaret approda a Monreale, sabato 25 gennaio alle 21 e domenica 26 alle 18.
il Teatro Imperia si trasforma in un'esplosione di risate e comicità. La serata vede protagonista alcuni dei volti più amati dalla comicità siciliana, Matranga e Minafò con il loro esilarante spettacolo Altrimenti ci aggalliamo. A 11 anni dall'ultima rappresentazione al Massimo, Otello torna con un cast d'eccezione. Questo fine settimana il Teatro Massimo di Palermo ospita la rappresentazione del dramma lirico di Giuseppe Verdi, tratta dall'omonima tragedia di William Shakespeare. Quest'opera del compositore italiano è presentata in un allestimento tutto nuovo. La musica come testimone e custode della memoria. Sabato 25 gennaio alle 20:30, all'auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, ospita l'evento SOA, concerto per il Giorno della Memoria. A Palermo l'ironia si mescola alla riflessione in uno spettacolo imperdibile. Con Ultimi in classifica, Stefano Piazza accende il palco del Nuovo Teatro Orione, sabato 25 gennaio alle 21. In Sala Verga al Teatro Stabile di Catania venerdì 24 gennaio debutta A torto o a ragione del regista Giovanni Anfuso. La storia, tratta dal testo di Ronald Howard, racconta la vita del grande direttore d'orchestra Wilhelm Furtwängler. Con L'illusione della libertà, Umberto Galimberti guida il pubblico in un viaggio profondo attraverso le contraddizioni del nostro tempo, interrogandoci sul significato autentico della libertà. Lo spettacolo del noto filosofo va in scena al Teatro Golden di Palermo il 24 gennaio alle 21. Domenica 26 gennaio alle 11 la Fondazione Puglisi Cosentino organizza un evento pensato per i piccoli, con la mostra Frida nelle immagini dei grandi fotografi. Si propone un viaggio alla scoperta dell'artista messicana Frida Kahlo, attraverso una visita partecipata seguita da un laboratorio didattico sul tema dell'autoritratto. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Tantissimo da vedere in Sicilia in questo fine settimana. Emanuela, torniamo ai quotidiani? Sì, torniamo ai quotidiani e vediamo un caso di cui si è parlato tantissimo, Angelo, e se ne torna a parlare perché ti faccio vedere la copertina di oggi, sì, di qualche giorno fa, insomma non si vede benissimo, però questa ragazza bionda incinta è Maria Rosaria Boccia. E quindi spunta questo pancino o pancione che potrebbe confermare il fatto che appunto lei aspetti un bambino, un bambino da non si sa, però all'epoca oggi scrive chi è il papà, chi è il papà, però insomma poi i sempre ben informati dicono più o meno dovrebbe avere un 5-6 mesi, quindi più o meno questa data dovrebbe coincidere con il famoso taglio in testa, ti ricorderai, tagli alla cultura, quindi il taglio in testa all'ex ministro stamattina siamo un po' maliziosi della cultura San Giuliano. Però ti dico anche che oggi ne parla il Corriere della Sera, il pancione di Boccia entra nell'inchiesta perché ricordiamo che lei è indagata per minaccia a corpo politico, valutazioni sono ancora in corso invece sull'accusa di stalking, perché avrebbe esercitato indebite pressioni su San Giuliano affinché formalizzasse la promessa di darle il famoso incarico di consigliera. La presunta gravidanza come strumento di ricatto era citata nella denuncia dell'ex ministro contro l'imprenditrice, perché in effetti all'epoca dei fatti uscì anche questa storia di una gravidanza della Boccia, lei che mandava dei messaggini appunto dicendo diventerai papà staremo grazie. a vedere. Allora, ci abbiamo verso il weekend con questo dubbio. Con questo dubbio, ma dico lo sapremo tra qualche mese sicuramente, scopriremo, poi cosa succederà. Grazie Emanuela, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia torna lunedì, intanto oggi è il 24 gennaio e è la data di compleanno di un grande artista, del frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Allora noi ascoltiamo questa mattina Mentre tutto scorre. Grazie, felice fine settimana a voi tutti. Lunedì torna Buongiorno Sicilia.